Siamo al Tronchetto di Venezia, stazione The People Mover, e questa è la sala d'attesa. Giorno 8 di febbraio 2011, una giornata completamente nebbiosa. Naturalmente non c'è modo di essere a riparo da questa nebbia. Poi vedremo anche l'interno del trenino, com'è confortevole starci dentro a porte aperte, con la temperatura che è 0 gradi oggi. Ecco, il trenino sta per fermarsi. La porta si apre, permette l'ingresso alla carrozza, ecco. Però la porta di discesa è aperta anche questa e si può passare dalla parte opposta del treno. Eccola qui, la porta è aperta, anzi tutte e due le porte sono aperte. Siamo a 0 gradi, giornata di nebbia intensa, e all'interno delle carrozze non c'è alcun tipo di riscaldamento. Ecco, questa è la carrozza, meno male che non c'è vento, altrimenti qui dentro sarebbe proprio da battere i denti. Comunque la ESM nei suoi annunci, nei suoi cartelli pubblicitari, afferma che le carrozze sono perfettamente climatizzate perché gli utenti possano stare al meglio. Questo non è vero, qui siamo completamente al freddo. Qui si rimane con le porte aperte per 4 minuti, tempo di attesa da quando la porta si apre a quanto si richiude per la partenza verso Piazzale Roma. Ecco, finalmente le porte si chiudono ed avviene la partenza. 4 minuti di porte aperte con questo tempo. Ripeto, il sistema, la cabina non è climatizzata, assolutamente, sicché completamente al freddo. Con una giornata del genere arrivo alla stazione intermedia, stazione marittima, a metà strada tra Tronchetto e Piazzale Roma. Qui siamo a Piazzale Roma e anche questa è la sala d'attesa. Chi vuole attendere, eccoci qua fuori al freddo.